ad senatum populusque Romanorum. Romanos ad certis gentibus libertas distinguit, qua in institutis re republica continentur. Frates nostri ab hoc more desciverunt aquae contra senatum populusque Romanorum arma venterunt, Corduba caput rebellionis exercitum duximus. Ibi hostes, qui olim cives fuerant, oppressimus atque prostavinus. Bellum civile, quod libertem filorum nostrum minabatur, ferro finem accipiet. Di aquae maiores, qui ex orco nox pentant, scelux hoc nobis ignoscant. Buon pomeriggio signore e signori, episodio 200, ragazzi, campagna lunghissima, incredibile, molto molto bella per quanto mi riguarda, la voglio portare appunto fino a termine. E quale migliore episodio per una campagna del genere se non attaccare 3 legioni contro altre 3 legioni, entrambe romane, se non attaccare una delle città simbolo della Spagna centro-sud che si è ribellata a noi. Questa è la grande sfida della Repubblica contro i territori ribelli, i territori rivoltosi, che si sono separati perché dicono, io non ci credo, però dicono questi territori qua, che la Repubblica è di fatto non più una repubblica, ma che è controllata principalmente da una famiglia. Non lo so, io dico di no. Sarà che noi siamo della famiglia Iunia, però non lo so. Allora ragazzi, bentornati e godiamoci immediatamente questo assalto incredibile. Romani contro romani. Truppe potenti contro truppe potenti. Hanno pure l'artiglieria, ragazzi, e si difendono anche nella città con mura. Quindi un vero massacro, signori. Noi abbiamo gli onagri, loro hanno l'artiglieria, truppe un po' più scarse loro, però comunque siamo veramente, come vedete, come numeri veramente pari. Loro hanno le mura dalla loro. Sarà una bella battaglia, ragazzi. Padres! A 3 settimane da oggi io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranghi, seguitemi. Se vi ritroverete soli a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei campi elisi e sarete già morti! Segnale. Scatenate l'inferno. Fratelli, ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Mi chiamo Massimo X Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, dietro la mia vendetta, in questa vita o nell'altra, Al mio segnale, scatenate l'inferno.
segnale. Scatenate l'inferno. E signori, qui il resoconto finale della battaglia: abbiamo perso 1500 uomini su 7700 e loro ne hanno persi 4819 su 7060. Mamma mia signori, tantissimi colpi di frecce, come si può dire, di colpi collaterali ci hanno veramente massacrato, perché come vedete ben 1000 sono uccisioni che non abbiamo effettuato noi. Però that's it ragazzi, that's it. Sit transit gloria mundi, signori. La Roma più potente fagocita quello che rimane dell'altra Roma. È così. Abbiamo perso molti uomini comunque, ragazzi. E signori, ci conquistiamo finalmente la città. Ok, sì, abbiamo fatto qui, la legione è completamente andata, però qui direi che è abbastanza buona, loro completamente devastati. Andiamo a occupare la città.
Perfetto. Abbiamo migliorato tradizioni, eccetera. Va bene, ottimo. Sono riusciti a scappare questi. Vediamo se riusciamo a inseguirli, ma non credo. Esatto. Vabbè, ci mettiamo comunque in una posizione di attacco favorevolissima, direi. Facciamo questo. Ottimo. Qui dobbiamo unire per oddio. Ripristinamento totale fra 3 turni. Potremmo anche aspettare. Vediamo cosa possiamo prendere. I cavalli li lascerei. Il tiro va bene così. Cos'altro possiamo prendere? Niente interessante per ora da qua. Ok, ah ok, ci sono loro che possono ancora muoversi. Vabbè, e allora facciamoli fuori. I reduci della battaglia. E andiamo in modalità di aggressione. Completamente distrutti. Tra l'altro che belli le uniformi sul blu. Bellissime. Perfetto. Fatti fuori. Schiavizziamoli. Perché comunque non è il caso di farli fuori. Sono comunque cittadini romani. Anche se hanno perso ogni diritto su questa terra. Allora, qui abbiamo le 4 legioni. Signori, manca solo 2 cittadine. 2 cittadine e siamo vicinissimi. Anche qui andiamo a fare lo stendardo. Facciamo questa abilità. Oh, che bellezza, ragazzi. Sono veramente euforico, come diceva un vecchio saggio. Allora, qui dobbiamo... Qui era improntato sull'ingegneria. Facciamoci... ancora non so. Allora, intanto facciamo sicuramente questo, che ci sblocca più capacità di movimento nella battaglia. E poi velocità di reintegro. Ok. Qui invece andiamo a fare l'attacco, dai. Andiamo a fare l'attacco e ci facciamo... Vediamo se c'è qualcosa. 2% di tiri al minuto per tutte le unità. Anche quello non è male. Andiamo a potenziarci il tiro. In vista proprio della legione. Cioè del tiro in lontananza. E ci facciamo, va bene, combattenti formidabili. Benissimo signori, abbiamo quasi recuperato tutti i territori. Fatemi vedere. Perfetto ragazzi, direi che è un ottimo proseguimento per la campagna. Episodio 200, ve lo ricordo ancora. Bellissima campagna. Ah, qua ragazzi siamo messi male, vero? Andiamo a farli fuori, ma non in questo turno. Ormai in questo turno abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Grandiosa battaglia c'è stata nello scorso episodio. Qui non abbiamo neanche i rinforzi. Mamma mia, siamo messi malissimo. Però abbiamo il ripristino delle unità abbastanza velocemente. Ottimo. E direi che allora a questo punto non possiamo fare nient'altro che passare il turno, signori. E vediamo dove andiamo a finire. Questa è la nostra flotta. Ah, Dio.
Che bello ragazzi vedere 4 legioni. Mamma mia. Questi sono ribelli. Ma ci mancavano giusto i ribelli nella provincia. Allora, ci mancavano giusto i ribelli. Questa è Trapezius. Ok, questa è la città. Sì, sì, va bene. Là dobbiamo perdere questa battaglia. Quindi dobbiamo mettere l'equilibrio. Va bene così. Queste Fasis, ma va bene perché adesso noi le andremo a conquistare. Allora, bisogno di cavalleria. Andiamo a fare, in questo caso... mm, ma i costi in realtà non mi interessano, preferisco sempre i gradi. Accordo commerciale sciolto, va bene. Ovviamente non confiniamo più con nessuno. Qui a nord. E noi ce l'hanno appena conquistata. E noi la riattacchiamo. I cari siete completamente spacciati. Vabbè, qui 92%, vabbè dai. Va bene. Facciamo fuori. Andiamo a questo giro la radiamo al suolo e la occupiamo stabilmente. Qui è venuto giù tutto. Ok, perfetto. Andiamo a fare un bel borgo romano, un porto con queste. No, rendiamola onestamente. Un borgo comunque che dà sul mare, quindi io gli farei un bel tempio e poi gli farei o un foro o una cittadina. Allora farei i fori. Cosa ci consentono di fare? Meno squallore. Possiamo fare anche una torre, che non sarebbe male fare sul... Va bene dai, facciamo un foro, poi decideremo. Qui adesso che abbiamo riconquistato, secondo me possiamo riprendere, esatto, l'accordo commerciale con loro, che è anche alta, quindi richiedo il pagamento. Perfetto. Con loro già ce l'ho, con loro non ce l'ho mai avuto. Perfetto, ottimo. Ottimo, ottimo. Allora, ci spostiamo attraversiamo questo boschettino. La strada principale. Ok. E attacchiamo la città. Con l'obiettivo sempre di liberarla, ovviamente. Fatemi vedere cosa ci dà la risoluzione. 75% se attacchiamo in maniera aggressiva fin da subito. Potrebbe anche starci, potrebbe anche starci. Però secondo me no, secondo me questo è da giocare, perché poi avremo loro, insomma sarà una rottura di scatole. Chissà qui a nord, c'è sempre la party, qui a nord. Qui a nord c'è ancora la party, incredibile. Ancora la party.
Bisognerebbe andare su a liberare anche quelle città. Qui rimaniamo così. Va bene, non mi interessa di esagerare. Va bene. Qui ci sono loro che mi potrebbero dare... Ah no, mi danno una mano, scusate ragazzi. Non sono contro di noi, sono a favore nostro. Ottimo. Allora, portiamo qua la spia. Ok. Portiamo loro. Vabbè, bruciamo le munizioni, vedere se funziona. Niente. Va bene. Prendiamo questi e tentiamo il tutto per tutto nei prossimi turni per liberare Cesifonte. Tra l'altro qui c'è un veterano nemico, quindi si potrebbe essere accorti che abbiamo lasciato questa posizione, però ragazzi non si può fare tutto. Qui abbiamo, perfetto, abbiamo strutture che sono spawnate. Andiamo a costruire. Perfetto. Qui cercate di resistere, signori. Ancora un turno. Sempre che non ci attacchino prima loro. Qui c'è la legione che deve andare a recuperare Petra. Quindi attaccherà nel prossimo turno. Qui siamo in una situazione completamente allo sbando per le loro fazioni. Guardate, ormai sono completamente bolliti. 17, 19. Allora, questi li portiamo in prossimità. No, devo per forza attaccare. Teniamo un attimo così. Questa legione la lasciamo indietro a curarsi, però più o meno siamo già a buon punto. Andiamo a fare legionari corazzati e legionari corazzati. C'è una bella corazzata questa qui. Diciamo che... No, scusate, ho sbagliato tasto. Qui direi che non c'è via di fuga. Abbiamo modalità equilibrio. Conquistata anche Ebora. Perfetto. Perfetto. E ora signori, il colpo finale. Veramente. Questi faranno da scorta. E questi invece partiranno. Ok, perfetto. Allora, li teniamo un attimo così perché ho visto che Ebora purtroppo, non so se sono stato io, non ci ho fatto caso. Comunque Ebora purtroppo ha subito il danno romano. Pace amen. Facciamo una villa. E signori, la ribellione è terminata. C'è ancora un ultimo scontro con Roma, molto pesante, ma lo andiamo a vedere nel prossimo gameplay, non sicuramente ora. Quella riconquista è praticamente terminata. Abbiamo riconquistato tutto riconquistabile, ci manca solo Petra, che però diciamo che si è svegliata successivamente. Va bene signori, io vi ringrazio di essere rimasti con me, soprattutto dopo questa immensa campagna che siamo alla puntata 200 signori, 200. Però quanto
quanto ci siamo divertiti e quanto ci farà ancora divertire, perché dopo la chiusura della guerra civile ci sarà la grande espansione a nord, ma questo sarà un altro arco narrativo, probabilmente uno degli ultimi, forse l'ultimo sarà l'espansione in Britannia, ma vedremo cosa ci regalerà il gioco. Io intanto vi ringrazio di essere rimasti con me, mi raccomando ragazzi, supportate questa serie anche con i like, qualche commentino e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!